Buongiorno, grazie per questo invito. Un saluto ai cari amici dell'Accademia della Lingua Siciliana. Io sono Alfonso Campisi, faccio parte della vecchia collettività siciliana di Tunisia, insegno filologia romanza e italiana presso l'Università della Mannuba, che è tra le più grosse e le più grandi università del paese, in cui esiste un cursus universitario in italianistica che va dai primi anni quella che viene chiamata licence, della laurea breve, della triennale, poi continua con il master e finisce con il dottorato, con i corsi di dottorato. Insegno anche lingua e letteratura e cultura siciliana. In realtà sono stato il fondatore della prima cattedra di lingua e cultura siciliana, una cattedra universitaria, adesso in Tunisia molto importante, perché oltre a prevedere l'insegnamento della lingua e cultura siciliana agli studenti di italianistica alla facoltà di lettere, prevede anche un programma di dialogo interculturale. Quindi la cattedra, in realtà il nome della cattedra è un Cattedra Sicilia per il dialogo di culture e civiltà. Come vi dicevo prima, poi ritorneremo sulla cattedra e sull'insegnamento del siciliano. Come vi dicevo prima, faccio parte di questa collettività siciliana, della vecchia collettività siciliana, una collettività arrivata qui intorno al 1830-1840, è rimasta fino all'indipendenza del paese nel 1956. Molti sono rimasti ancora fino al 1964, che rappresenta una data simbolica per le comunità straniere di Tunisia, che poi straniere non lo sono mai state, perché in realtà erano delle comunità presenti in Tunisia da 3, 4, 5 generazioni, quindi ormai voglio dire più tunisini che italiani o che maltesi o greci. E questo, vi dico questo perché in realtà la nostra storia è una storia che, devo dire, poco conosciuta, una pagina della storia italiana, dell'emigrazione italiana, che è poco conosciuta, perché spesso si parla tantissimo di questa emigrazione italiana in America, in Venezuela, in Argentina, ma pochissimo si parla, forse negli ultimi anni, adesso si sta, grazie al lavoro, devo dire, dei ricercatori, si inizia a parlare di questa emigrazione siciliana in Tunisia, che poi, devo dire, la Tunisia è stato fra i paesi del Maghreb quello che è stato più toccato dal fenomeno migratorio, ma oltre alla Tunisia abbiamo avuto anche l'Algeria e il Marocco, dove una consistente comunità siciliana si era appunto allora stabilita. Dunque la Tunisia all'epoca faceva parte di questo protettorato, o dei paesi in cui appunto la Francia aveva istituito il protettorato. In Tunisia il protettorato francese inizia nel 1881, termina nel 1956 con l'indipendenza del paese e quindi con il primo presidente tunisino, che è Habib Bourguiba. E la comunità quindi siciliana è una comunità abbastanza numerosa. Pensiamo che innanzitutto tempo fa, circa 20 anni fa, ho iniziato un lavoro sulla memoria dei siciliani di Tunisi, perché mi è sembrato doveroso dare spazio a questa nostra comunità, una comunità, vi dicevo prima, laboriosa,
una comunità che ha costruito, che poi possiamo dire il paese che ha costruito la Tunisia, soprattutto ecco, il nord della Tunisia, là dove si era stanziata, nord e centro-nord, dove si era stanziata particolarmente. E poi dobbiamo dire anche che questi siciliani erano un po', facevano parte di una classe sociale o di classi sociali, delle classi sociali meno abbienti, quindi hanno subito il razzismo da parte dei coloni francesi, hanno subito anche le espropriazioni come cittadini italiani durante il periodo fascista. Quindi fino alla fine del ventennio fascista, quindi fino alla fine poi della seconda guerra mondiale, ma è stata una comunità, ripeto, numerosa, che rappresentò innanzitutto all'interno della comunità italiana, rappresentava il 90% di questa comunità, quindi la stragrande maggioranza. Insieme a loro vi erano sardi, vi erano dei calabresi, vi era la prima la prima comunità che arrivò in Tunisia, che fu quella livornese, toscana, formata più da intellettuali ed è quindi come dire, è arrivata in Tunisia anche per motivazioni diverse da quelle siciliane, erano più motivazioni politiche. Però il 90% di questa comunità è composta da siciliani, quindi in realtà i siciliani poi si integrano facilmente in questo paese di accoglienza, che ricordiamo perché purtroppo in Italia e in Europa vedo che c'è sempre una visione sbagliata della Tunisia. Quello che conoscono la maggior parte degli italiani della Tunisia è solo forse l'emigrazione clandestina, però in realtà c'è ben altro. Innanzitutto c'è una storia millenaria di questa Tunisia, è comune anche all'Italia, comune alla Sicilia, sin dall'epoca, voglio dire, fenicia, arrivando appunto fino alla dominazione araba, e devo dire che soprattutto dico questo perché si conosce male la Tunisia in Italia, perché la Tunisia è stato un paese di accoglienza, cioè la Tunisia ha accolto la miseria che proveniva dalla riva nord del Mediterraneo, cioè non solo siciliani, ma molti spagnoli, molti greci, tantissimi, quindi buona parte dell'Italia del Sud. Cioè la Tunisia era un paese un mosaico di religioni, di culture, di lingue, e questo devo dire che fino ad oggi rimane questo, cioè la Tunisia continua, malgrado tutti i problemi economici che abbiamo in Tunisia, problemi anche legati per il momento un po' anche alla politica, ma forse pochi sanno che la Tunisia continua a ricevere uomini e donne dell'Africa subsahariana. Se un giorno vi capiterà di venire a Tunisi, vedrete quanta gente adesso dell'Africa subsahariana, in particolar modo dell'Africa francofona, ecco, quindi Senegal, Costa d'Avorio, Togo, Burkina Faso, eccetera, quanti lavoratori voi incontrerete in Tunisia. Ovviamente tutta manodopera e manodopera a buon mercato. Quindi voglio dire, questo paese ha ospitato e continua ad ospitare. C'è una grandissima tradizione siciliana che è rimasta nel paese. La tradizione, innanzitutto, la lingua, cioè la lingua tunisina, è possiamo dire un paniere, proprio una coffa
come diciamo in siciliano e come diciamo a Tunisi, di specialità, per esempio specialità culinarie, dai maccaruna, come vengono chiamati qui, a tantissimi nomi di pesci, per esempio, che sono anche stati presi dai pescatori siciliani, il materiale di costruzione, tantissimi proprio termini, ecco, che derivano dal siciliano. Ma ancora ci sono anche, come dicevo prima, le specialità culinarie, o ancora tantissime abitudini che ritroviamo magari anche nei gesti, nel modo di gesticolare della popolazione, nel modo di parlare, nel modo di toccarsi stesso. Quindi i legami sono, devo dire, tantissimi, tangibili, non appartengono al passato, e diciamo che tutto questo e altro ancora mi ha spinto a creare, proprio a fondare questa cattedra di lingua e cultura siciliana alla Facoltà di Lettere della Mannuba. Diciamo che un modo per, per rendere forse ancora più dignità alla nostra comunità siciliana di Tunisi, un modo per dire che questa sicilianità non è morta, ma che è presente, un modo per far continuare questa storia e la storia dei siciliani di Tunisi. Quindi tutto questo mi è venuto, devo dire, in mente alcuni anni fa, quando mi sono recato per un convegno all'Università della Pennsylvania a Filadelfia, dove appunto un corso di lingua e cultura siciliana era stato aperto, un corso fuori extra cursus universitario, però seguito da pochi siculo-americani, ma mi sono detto: perché non fare la stessa cosa a Tunisi, dove ci sono anche lì, appunto, come dicevo prima, come ho enumerato prima, tantissime ragioni per creare questa cattedra. E così ho fatto. Insomma, nel 2016 venne fondata questa cattedra Sicilia per il dialogo di cultura e civiltà, cattedra intestata allo scrittore siciliano Vincenzo Consolo, che devo dire ebbe tantissime relazioni con la Tunisia. Vincenzo, che ho conosciuto bene insieme a Caterina, la moglie, che è deceduta l'anno scorso, Caterina Pilenga, Vincenzo diceva sempre: Tunisi è la mia seconda Palermo. Ed è vero che Vincenzo veniva spessissimo a Tunisi, è stato ospite da me anni fa. Lui non era per niente un pesce fuor d'acqua a Tunisi, prendeva gli autobus, andava al sud, si rifugiava in queste cittadine stupende del deserto tunisino, proprio per poter scrivere. Quindi voglio dire, era anche forse un dovere, devo dire, dedicare la cattedra a Vincenzo Consolo. È venuta nel 2016 Caterina Pilenga, la moglie, per inaugurare la cattedra, che abbiamo inaugurato appunto presso la Facoltà di Lettere, e da lì è iniziato tutta un'altra storia, è iniziata un'altra storia dei siciliani di Tunisi. Devo dire che la mia grande preoccupazione era quella di avere un numero adesso di studenti, anche per poter mantenere vivo il corso,
e dopo aver fatto determinate lotte vere e proprie per poter avere questa cattedra, poter creare questa cattedra, mi sono detto speriamo adesso che possa anch'io dare delle risposte al mio ministero, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica tunisino. Per fortuna tutto è andato bene. Il corso di lingua e cultura siciliana viene seguito da tantissimi studenti, è una materia complementare che fa parte del corso del master, quindi della specialistica, della laurea specialistica in lingua e letteratura italiana. Dovete sapere che, e lo dico sempre così con una, diciamo sì, sono fiero un po' di dire questo, nel senso che abbiamo 3 o 4 materie complementari al Master 1 e Master 2 e devo dire che il siciliano è quello che raggruppa il 90-95% degli studenti, quindi vedete il numero è enorme rispetto alle altre materie complementari, il numero di frequenza voglio dire. Quindi i ragazzi insomma scoprono questa Sicilia, molti devo dire hanno dei parenti che erano siciliani, molti hanno avuto le nonne, le bisnonno, i bisnonni che poi si sono sposati appunto con cittadini tunisini e quindi sono cittadini tunisini anche loro, ma molti altri sono degli studenti che non hanno nulla a che vedere con la Sicilia, ma hanno la curiosità di conoscere questa lingua e di conoscere questa cultura, che poi loro dicono è una regione, la regione d'Italia più vicina alla nostra, al nostro paese, e quindi ci sembra anche doveroso dover approfondire determinati aspetti della lingua e della cultura siciliana. Quindi c'è, devo dire, tantissimo interesse, tanto interesse, tanta curiosità, come dicevo prima, e poi con grande sorpresa devo dire che questi ragazzi, questi studenti, che poi sono degli adulti, cioè hanno 23, 24, 25 anni, riescono a pronunciare in giro di pochissimo tempo e ad esprimersi in giro di pochissimo tempo in siciliano. Diremo che Di Viaggi può presentarsi in siciliano. Io ho scelto lo siciliano perché a me piace l'accento e sia la cultura siciliana. La mia famiglia è composta di 5 persone, io, miei padri e i miei due fratelli. Ho scelto di studiare la lingua siciliana perché secondo me uno studente che studia la lingua italiana deve sapere almeno uno o due dialetti. La mia famiglia è composta da mio padre, mia madre, mio gatto e mio cane. Sono la figlia unica, non ho né frati né sorelle. A me mi piace assai parlare siciliano e come io ho tanti amici siciliani voglio imparare la sua lingua per parlare con oggi. Ho scelto di imparare la lingua siciliana perché è una nuova lingua bella. Mi piace pure la cultura siciliana. Come tutti sappiamo abbiamo dei suoni che sono a volte difficili da riprodurre anche per gli italiani stessi, però ecco che i tunisini e questi studenti tunisini, che poi il tunisino in generale è portato per le lingue, poi gli studenti in italianistica, quando già si parla di un livello di quarto e quinto anno, quindi di università, hanno devo dire una facilità maggiore nell'apprendimento delle lingue. Già è un paese bilingue, la Tunisia, quindi un paese dove arabo e francese sono utilizzate giornalmente,
Quindi c'è questa facilità anche nell'apprendere il siciliano, e questo devo dire che mi rende anche molto, mi fa molto contento, perché vedo, non mi aspettavo, in realtà è un laboratorio, è stato un laboratorio, cioè non è, ecco, prendiamo, non so, l'insegnamento del francese in Italia in una classe, quando già il francese in Italia si insegna da anni, o dello spagnolo o di un'altra lingua. Cioè qui era proprio la prima esperienza del siciliano, dell'insegnamento del siciliano, della lingua siciliana, fatta a un pubblico arabofono o francofono. Quindi tutto è andato benissimo, oltre le previsioni. Non mi aspettavo né di questo entusiasmo da parte degli studenti che si iscrivono. Addirittura ora, da quest'anno, abbiamo dovuto mettere le iscrizioni del siciliano a numero chiuso, perché c'era talmente una grande affluenza che gli altri colleghi, ovviamente delle altre materie complementari, iniziavano un po' anche loro a preoccuparsi per il loro corso, perché essendo delle materie complementari, se il corso non raggiunge un certo numero di studenti, ecco, rischia la chiusura. Poi con l'economia che si sta facendo oggi in tutte le università del mondo, devo dire, se il corso non viene frequentato, viene chiuso. Quindi ho suggerito anche a malincuore, devo dire, di fare questo corso, a limitare le iscrizioni al corso del siciliano, che comunque rimane, ripeto, abbiamo siciliano 1 e siciliano 2, quindi 1 per il master 1 e ovviamente lingua e cultura siciliana 2 per il secondo anno. Ma oltre a questo, quello che si sta venendo a creare è un altro aspetto molto interessante, che è lo studio del siciliano anche nei corsi di dottorato. Nei corsi di dottorato ovviamente non sono degli insegnamenti che vengono fatti al dottorato, ma studenti, quindi dei dottorandi in lingua italiana, iniziano ad essere interessati e a voler lavorare proprio sul siciliano, sulla linguistica anche, quindi proprio approfondire, fare delle ricerche, quindi poi scrivendo anche una tesi di dottorato, quindi sono degli studi abbastanza approfonditi di 300, 400, 500 pagine, proprio sul siciliano. E questo devo dire che è anche un altro aspetto che non avevo tenuto in considerazione, e che adesso invece già dall'anno scorso mi ritrovo con 2 dottorandi che hanno deciso proprio di lavorare sul siciliano, su determinati poi aspetti del siciliano. Quindi questa è la mia esperienza da siciliano in Tunisia. Vi dicevo, sono siciliano, sono un binazionale, ho la nazionalità tunisina e la nazionalità italiana, sono nato a Trapani, quindi trapanese, ormai da 25 anni in Tunisia, dopo 10 anni di soggiorno, di insegnamento in Francia, dove poi ho terminato i miei studi, terminato il dottorato a Parigi, e 24 anni fa esattamente, ho deciso di venire in Tunisia, anche per venire a conoscere il paese che fu il paese dei miei nonni, dei miei bisnonni. Devo dire che mi sono integrato benissimo. Tra l'altro poi sapete, le differenze tra la Sicilia e la Tunisia sono veramente minime, sia culturali, poi voglio dire, anche i nostri siciliani non si sono mai
trovati male, tanto che i nostri siciliani erano molto più vicino ai tunisini che non ai francesi, anche perché da parte dei francesi hanno subito tantissime cose. Ora non lasciamo stare, ma comunque vi furono grossi problemi anche con i francesi, quindi i siciliani erano molto più vicini, o facevano da trait d'union, se vogliamo, tra appunto il colonizzato e il colonizzatore, anche se poi non era un vero sistema di colonizzazione, ma era un sistema di protettorato come il Marocco. Quindi credo di avervi detto tutto. Io ho dovuto proprio registrare questa mia intervista, perché purtroppo non sarò disponibile il giorno del vostro convegno, e quindi ringrazio ancora tutti per l'invito. Ringrazio il professor Genchi sempre per questo voler coinvolgermi. Io purtroppo a volte mi scuso, perché dico ci sono tantissime cose da fare che a volte non si trova proprio il tempo, ma la volontà senza dubbio non manca. Quindi grazie ancora a voi tutti, e spero a presto, spero di incontrarvi proprio di presenza. Grazie.